Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati, questi i paesi che affronteremo nell'edizione di oggi di giovedì 26 maggio 2022. Ungheria, aggiornamento Covid-19. Le restrizioni di viaggio e di ingresso in Ungheria sono state eliminate in forza al decreto governativo 77/2022. È dunque di nuovo possibile entrare in Ungheria senza necessità di Green Pass, certificati di guarigione o test anti-Covid. Lettonia, aggiornamento Covid-19, non è più richiesta la certificazione digitale Covid UE, Green Pass né altra certificazione. Inoltre non è più richiesta la compilazione del questionario Codipass. Dal 15 maggio 2022 non sono più obbligatorie le mascherine sui mezzi pubblici. Bahamas, aggiornamento Covid-19. Il paese ha introdotto una serie di protocolli obbligatori per i viaggiatori in arrivo da destinazioni internazionali. Vige per tutti i viaggiatori, vaccinati e non, l'obbligo di ottenere un visto sanitario Bahamas Travel Health Card attraverso la piattaforma Bahamas Travel Health Visa. Per completare la richiesta della Bahamas Travel Health Card è necessario per tutti i viaggiatori, oltre al passaporto, disporre del risultato negativo del test Covid-19 NAT, PCR, RNA, RT-PCR o TMA, effettuato non oltre le 72 ore antecedenti l'ingresso alle Bahamas. Ai viaggiatori completamente vaccinati si richiede la presentazione del certificato di vaccinazione Covid-19 AstraZeneca, Covishield, Vaxzevria, Covaxin, Janssen, Moderna, Spikevax, Pfizer, BioNTech, Comirnaty, Sinopharm, Sinovac con ciclo completo da almeno 14 giorni prima dell'arrivo alle Bahamas. I viaggiatori completamente vaccinati che desiderano viaggiare tra le isole nazionali delle Bahamas da New Providence, Nassau, Paradise Island o Grand Bahama Island Freeport non dovranno più ottenere un test rapido dell'antigene Covid-19 negativo prima della data del viaggio. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare Sicuri Informati. Vi ricordo che le notizie sono tratte dal sito viaggiaresicuri.it. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati.